E purtroppo c'è l'ennesimo furto ai danni questa volta di un tabaccaio a Portogruaro, dove i malviventi sono entrati nell'ultimo weekend riuscendo a portar via numerose stecche di sigarette. Hanno agito nel ponte dell'Epifania rubando bionde per 7.000 euro. La brutta sorpresa questa mattina all'alba per Claudio Chilò, titolare dell'edicola Tabacchi di Via Veneto a Portogruaro. I ladri sono penetrati dal retro, riuscendo a trovare l'accesso al magazzino, di fatto svuotandolo. Un colpo grosso che ha permesso ai malviventi di fuggire con un bottino consistente. Non sappiamo quando abbiano agito, ammette Chilò. Ho chiuso per il fine settimana e alla riapertura ho trovato l'amara sorpresa. Evidenti i segni del passaggio dei ladri. Sono penetrati da una finestrella del magazzino che dà sul retro, spiega ancora il commerciante. L'hanno scardinata per poi mettersi all'opera. La banda ha cercato di forzare anche i videopoker, fortunatamente senza riuscirci. Si sono quindi accanniti in magazzino. Spiega Claudio Chilò, hanno preso praticamente tutte le stecche di sigarette che avevo di scorta. Evidentemente erano almeno in coppia e facendo un passamano hanno fatto man bassa. Un colpo da 7.000 euro di cui il vicinato non si è nemmeno accorto. Per Chilò invece è un brutto inizio d'anno. Paradossalmente la sua attività è tra le più conosciute, anche per le fortunate scommesse tra Gratta e Vinci e Superenalotto. Questa volta però a vincere sono stati i ladri.